Tacito, lo storico romano che poco parlava e scriveva con competenza, attorno all'80 annotava che Ponzio Pilato condannò a morte Cristo. Il supplizio aveva avuto luogo sotto Tiberio Claudio Nasone, nato nel 46 a.C. a Roma e morto nel 32. Plinio il Vecchio ignora l'episodio, tanto era frequente la crocefissione di ribelli ai Cesari. Certo è che Svetonio Tranquillo e Plinio il Giovane lamentavano attorno agli anni 50 i disordini provocati nell'impero da un Crestus, l'unto o anche detto Messia dai suoi seguaci. Giuseppe Flavio, nato a Gerusalemme intorno al 37, narra di un personaggio storico di nome Gesù, uomo saggio e virtuoso, condannato alla crocifissione nonostante la sua condotta irreprensibile da Ponzio Pilato. Che sia nato, sia vissuto e sia stato ucciso, non vi è dubbio, ma che aspetto aveva Gesù? Nel Duomo di Torino è conservato un lenzuolo di lino su cui sono visibili segni coerenti con le fustigazioni e le torture subite da Cristo. L'oggetto è di 441 cm di lunghezza e 111 di larghezza, tessuto a mano con trama a spina di pesce e con rapporto con l'ordito di 3:1. L'immagine impressa è del corpo di un uomo adulto con barba e capelli lunghi. Il corpo contenuto poteva avere una lunghezza tra i 178 e i 185 centimetri. Non entriamo nel merito dell'esame del tessuto analizzato con ogni tecnica possibile e con risultati controversi. Il sacro è mistero. Abbiamo acquisito alcuni dati oggettivi: barba, capelli, altezza di un uomo di età adulta. Nella sinagoga di Dura Europos, ora distrutta, del I secolo, una delle più antiche, conteneva affreschi, ora nel Museo Nazionale di Damasco, con scene tratte dalla Bibbia. Quel che vediamo narra di Ester, del buon Samaritano, di Cristo che cammina sulle acque e del buon pastore, nonché della guarigione del paralitico. Osserviamo che Cristo è rappresentato giovane, senza barba e con capelli corti, ma ciò che più colpisce è la rappresentazione dei suoi miracoli in una sinagoga ebraica. I dipinti sono a tempera, come quelli di Pompei, e nella loro semplicità affascinanti e non prive di qualità estetica. Tra le immagini, quella che più si ripete è d'un uomo giovane con capelli tagliati alla romana e privo di barba. Considerato che capelli e barba crescono anche dopo la morte, se il lenzuolo non è troppo stretto, il volto della sindone non è incompatibile in assoluto con questi affreschi che riproducono il normotipo ebraico. I Vangeli lo descrivono nella trasfigurazione, faccia splendente come il sole, ma questo abbaglia. La più antica icona del IV secolo del monastero di Santa Cristina in Egitto lo vuole bianco, con occhi scuri, barba e capelli lunghi. Invero, ogni cultura ne adotta il volto. Questa è nella cupola del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Cristo non indossava abiti lussuosi e comunque solo dal IV secolo è rappresentato con la barba, come nell'affresco delle catacombe romane.
nel ruolo del buon pastore, nel mosaico trovato nel mausoleo di Galla Placidia, veste con i colori imperiali, oro e porpora. Torniamo alla Sindone e confrontiamone il volto impresso con quello elaborato dal computer che lo vuole con capelli corti. Quelli lunghi erano per eremiti o per vagabondi. Per l'elaboratore, Cristo doveva avere il volto di un uomo comune, molto più di molte immagini viste, e certo non bianco e con gli occhi azzurri, con buona pace degli esteti ariani. Ci piace concludere con una frase sentita tempo fa da un predicatore. Se vedi Gesù, ossia Dio, stai certo che non è lui.